I limiti dell'accoglienza forse sono stati raggiunti. Il Veneto si prepara ad accogliere 448 migranti che arriveranno in serata a Verona e che a gruppi raggiungeranno diverse località della regione secondo il piano nazionale straordinario di accoglienza predisposto dal Ministero dell'Interno. A Belluno arriveranno altri 25 migranti che, sommati a quelli già presenti in provincia da qualche settimana, fanno salire a quasi 150 il numero di profughi ospitati dalle cooperative del terzo settore. Ieri mattina in prefettura a Venezia si è tenuto un incontro tra i prefetti della regione per dare seguito al piano governativo e per il 12 maggio è previsto un tavolo regionale di coordinamento del quale faranno parte la regione del Veneto, le province, i comuni capoluoghi e l'ANCI del Veneto. Siamo pronti per accogliere comunque un gruppo che può arrivare fino a 15 unità. Tutto il procedimento e la procedura di accoglienza sono già attivate, tutti i generi di prima necessità, letti, abbigliamento e forniture iniziali sono pronte. Chi è già nel bellunese non conosce una parola di italiano e non può lavorare perché l'iter per il rilascio del permesso di soggiorno è stato appena avviato. Tutti hanno una gran voglia di darsi da fare. Noi abbiamo iniziato ovviamente a gestire anche il loro progetto di vita, cioè comunque l'obiettivo per noi è garantire anche un'integrazione nel territorio, garantire comunque anche una serie di attività. I giovani si stanno ambientando, certo la situazione per loro non è facile, ma gli operatori del consorzio che si sono attivati per dare agli ospiti la responsabilità di alcuni lavori manuali assicurano che si tratta di ragazzi molto operosi.